Dunque adesso vi spiegherò la ricetta del famoso casatiello con tutti i segreti per farlo venire ad hoc. Allora, gli ingredienti sono 1 chilo di farina, aggiungiamo 2 cucchiai di zucchero, aggiungiamo 200 g di latte, g di acqua in cui sciogliamo 2 lieviti. Ecco il primo ed ecco il secondo. Ecco qua. Sciogliamo il lievito in 300 g di acqua, ripetiamo, 1 kg di farina, 200 g di latte, 2 cucchiai di zucchero e 300 g di acqua con 2 lieviti di birra e li sciogliamo. Ecco qua, aggiungiamo. Perfetto. E giriamo il tutto. Dopodiché si aggiunge la sugna o strutto, eccolo qua, c'è il panetto, questo vi faccio vedere anche Casa Modena da 250 grammi. Ecco, all'impasto questo aggiungiamo la sugna, aggiungiamo tutta la sugna, eccola qua, che un po' servirà poi per la teglia o il ruoto. Impastiamo tutto, 1 chilo di farina, 200 g di latte, 300 g di acqua tiepida in cui scioglieremo 2 lieviti, 2 cucchiai di zucchero, 250 g di sugna o strutto e prepariamo 40 g di sale che aggiungeremo tra poco. Ora passiamo dalla lavorazione in questa ciotola per amalgamare gli ingredienti al tagliere. Dunque, preso corpo gli ingredienti, vi ricordo che ancora dobbiamo aggiungere il sale. Facciamo questo tipo di lavorazione. Il sale lo aggiungiamo alla fine quasi alla fine della lavorazione dell'impasto per far avviare il processo di lievitazione. Se aggiungessimo prima il sale, il processo verrebbe interrotto subito. Ecco perché in ogni processo di lievitazione il sale va aggiunto alla fine. Eccoci, quindi iniziamo questo tipo di lavorazione. Vedete che il panetto
omogeneo e ai fini del processo di lievitazione battiamo il panetto in questo senso. Per il processo di lievitazione ci sarà una prima fase di 30 minuti che faremo lievitare nella ciotola ricoperta in un ambiente caldo, dopodiché stenderemo il panetto, aggiungeremo gli ingredienti e ci sarà una seconda lievitazione di circa 20 minuti. Andiamo ad aggiungere il sale, 2 tranche, eccoci qua. Ecco qua, ripeto, 40 grammi di sale, quindi ripeto il tutto: 1 kg di farina, 200 g di latte, 2 cucchiai di zucchero, 300 g di acqua tiepida in cui sciogliamo 2 litri di birra e 40 g di sale che aggiungiamo alla fine con un ultimo impasto. Andiamo ad impastare il tutto, lo rimettiamo in ciotola, ricopriamo una spolverata di farina giusto per evitare che se lieviti troppo si attacchi al panno che ora metteremo. Ci rivediamo dopo. Dunque, trascorse 30 minuti di riposo, riprendiamo il panetto che nel frattempo è lievitato, lo liberiamo dal recipiente e lo rilavoriamo in questa maniera. Lo andiamo a stendere per inserirci gli affettati che avevamo già preparato in precedenza. Io procedo in questo modo: compro 300 g di cotto, 300 g di salame Napoli e 300 g di un formaggio dolce. Li taglio a pezzetti e li distribuisco separatamente proprio per dare uniformità a tutti gli affettati che andiamo ad aggiungere. Quindi il primo, in questo caso prosciutto cotto, poi prendiamo il formaggio, in questo caso dell'Emmental, e a questo punto lo distribuiamo in questa maniera, sempre uniformemente. Ripeto, 300 g, almeno io lavoro con 300 g di cotto, 300 g di formaggio dolce e 300 g di salame Napoli. Come ingredienti vi ricordo che per la ricetta per 1 chilo di farina si lavora con circa 1 chilo di ingredienti da mettere all'interno di base, almeno 1 chilo. Vi ricordo che da detto classico napoletano, voi più ci mettete più vi ritroverete. Quindi cotto formaggio e passiamo al salame, sempre la stessa